Sergio Fursi, ci ritroviamo dopo diciamo un po' di tempo. Dal 2019, eh? Ecco, finalmente tornano gli sbandieratori e i tamburini del Magistrato delle Contrade, proprio l'altro giorno per la presentazione del palio. Una, come dire, una camminata, una passeggiata dove c'erano tutte le età. Hai voluto raccontare in qualche maniera il percorso che si fa entrando nel gruppo sbandieratori. Il nostro obiettivo è proprio far crescere i bambini, bandiere, tamburi che possano essere il futuro delle contrade. E il 10 d'agosto è proprio la nostra ultima esibizione, essendo noi il gruppo sbandieratori composto da tutte le contrade, dopo il 10 d'agosto ognuno nella sua contrada, come da tradizione. Ecco, questa sera le contrade metteranno in qualche maniera in pratica attraverso degli esercizi obbligatori che verranno giudicati da una apposita giuria che viene da Ferrara, una città non a caso, che tu hai voluto qui a Piancastagnaio. E, vedremo parte, no, di quello che abbiamo visto l'altro giorno. In questa competizione c'è un percorso formativo piuttosto importante. Allora, innanzitutto come gruppo sbandieratori vorremmo ringraziare il magistrato delle contrade e le contrade tutto che ci ha dato come gruppo sbandieratori l'opportunità di chiamare la giuria. Una giuria viene da Ferrara, contrada San Giacomo, una contrada molto titolata sia a livello locale che a livello italiano, una sicurezza diciamo. Ogni contrada come si prepara? Si prepara essendo un obbligatorio con prove e prove. Naturalmente più provi e più ti senti Certo, preparato sia per musici che per sbandieratori, non è che cambia. questa sera cosa ti aspetti? Dal punto di vista tecnico intendo, dal Allora, punto di vista del innanzitutto formatore, ecco, mettiamola mi così. aspetto un grande spettacolo. Questa sera troveremo anche ragazzi giovani, molto giovani, che saranno la loro prima esperienza. Sicuramente la piazza farà paura, come fa paura a tutti. Ragazzi sia giovani che meno giovani che si sono impegnati questi mesi per preparare questo numero non obbligatorio, uguale per tutti, in un tempo delimitato per tutti e comunque non facile.